Le persone con autismo sono moltissime, circa il 2% della popolazione generale, e anche di più se si considerano le forme lievi, come gli Asperger, soggetti che sviluppano grandi capacità in molte sfere, spesso dotati nelle discipline umanistiche o scientifiche. Ma soprattutto possiamo avere anche dei geni che emergono nel mondo della matematica, della fisica e della chimica. Dall'altra parte però abbiamo anche condizioni in cui sono particolarmente penalizzate sul piano dell'interazione sociale. Per aiutarli sul piano delle interazioni sociali intervengono i medici. Cerchiamo di sviluppare delle abilità carenti nelle persone in modo tale che la persona possa gestire la quotidianità, le autonomie di ogni giorno nel miglior modo possibile. Per cui l'obiettivo diventa quello di favorire lo sviluppo che noi chiamiamo di competenze sociali. Arrivare a una diagnosi precoce dell'Asperger è importante per attuare le giuste strategie. Faccio un esempio banale: può anticipare agli altri che è in difficoltà nelle relazioni, per cui gli altri non partono, diciamo, creando uno stigma o creando una condizione di emarginazione, quindi è molto importante.